Ditemi quando siamo pronti. Benvenuti a tutti, un ringraziamento partenza finta. Un benvenuto a tutti, un ringraziamento speciale all'amico Fabiano Barbisan che è stato promotore appunto dell'evento odierno. Scusatemi per la pronuncia che sicuramente per i nomi iraniani non sarà semplicissima da parte mia, però ringrazio i nostri ospiti Nasrin Bianjar dell'Unione della Democrazia in Iran, Jalal Sarai dell'Associazione Democratica degli Iraniani. Con loro celebriamo la giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne, istituita dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite a termine della risoluzione numero 134 del 17 dicembre 1999, con la quale si invitavano i governi e le organizzazioni internazionali e le ONG a organizzare attività a sensibilizzare l'opinione pubblica sull'importanza della non violenza e del rispetto delle donne. In questo contesto si inserisce l'evento odierno contro la repressione e la violenza della Repubblica Islamica dell'Iran nei confronti delle donne e per la libertà di Aouda Raid. La vicenda di questa ragazza ci invita a riflettere su una battaglia che non conosce confini geografici e culturali, la lotta contro la violenza sulle donne, una battaglia che assume forme diverse in ogni angolo del mondo, ma che condivide la stessa radice, il tentativo di controllare, sottomettere e privare le donne della loro dignità e libertà, un tentativo che in Iran ha assunto contorni inquietanti e inaccettabili. La storia che ci arriva dall'Iran ci racconta di una giovane studentessa universitaria che ha subito violenze e umiliazioni per non aver indossato il velo secondo le prescrizioni imposte. La sua risposta alla violenza subita non è stata il silenzio, in cui purtroppo tanti iraniani si chiudono e possiamo ben capire perché, ma un atto di protesta coraggioso che ha mostrato al mondo intero la brutalità di un sistema che usa la forza per controllare i corpi e le vite delle donne, controllare ogni forma di dissenso. La sua scelta di mostrarsi in pubblico con estremo coraggio non è stata un atto provocatorio nei confronti delle altre donne iraniane che indossano il velo, ma un gesto di ribellione contro la vessazione subita. La sua protesta era rivolta ai metodi violenti e coercitivi della polizia morale, le cui pattuglie girano imponendo con violenza le norme di abbigliamento ispirate alla Sharia, arrivando a caricare, arrestare e persino torturare donne che violano queste regole. La giovane iraniana non protestava contro la libertà di chi sceglie di indossare il velo, ma contro l'imposizione violenta di norme che trasformano il corpo femminile in un campo di battaglia. La violenza sulle donne ha molti volti. Può nascondersi fra le mura domestiche, manifestarsi nei luoghi di lavoro, emergere nelle strade delle nostre città o, come in questo caso, essere istituzionalizzata e giustificata in nome di presunte tradizioni o norme morali che confliggono peraltro con la straordinaria storia, cultura e saggezza del popolo iraniano, erede dell'antica Persia. Non dimentichiamo che filosofia naturale e la matematica dell'antica Grecia furono preservate, studiate e perfezionate proprio dai persiani, giungendo in Europa tramite la Porta di Venezia che pubblicò i testi persiani. Non è possibile pensare l'Europa a partire dalle sue irrinunciabili fondamenta testuali greche e latine senza chiamare in causa il confronto e lo scambio con la Persia. L'Iran è indubbiamente uno dei luoghi del mondo in assoluto più ricchi di storia, cultura e bellezza. Grazie alla sua posizione dominante geopolitica e culturale nel corso dei secoli, l'antica Persia ha influenzato innumerevoli culture, popoli e lingue, dall'Italia alla Macedonia, passando per la Russia e l'Asia meridionale. La letteratura persiana ha inoltre ispirato personaggi di spicco del panorama letterario occidentale, come Goethe o Ralph Waldo Emerson, entrambi appassionati di poemi classici iraniani e del poeta medievale Hafez, il Petrarca d'Oriente.
Questa storia antica, il valore della cultura iraniana non possono essere cancellate dall'oscurantismo religioso dietro il quale si cela il volto peggiore della peggiore cultura reazionaria, che nulla ha a che fare con la fede religiosa. La vera forza di una società si misura non dal grado di controllo che esercita sui suoi membri più vulnerabili, ma dalla libertà e dalla sicurezza che garantisce a tutti. Ogni volta che una donna subisce violenza, che sia fisica, psicologica o istituzionale, è l'intera società ad essere sconfitta e l'Occidente deve far sentire il peso della sua opinione pubblica per impedire che la polizia morale e il regime totalitario che la ispira calpestino i diritti fondamentali di tutti gli esseri umani. Nel preambolo della Dichiarazione universale dei diritti umani all'ONU leggiamo che il riconoscimento della dignità inerente a tutti i membri della famiglia umana e dei loro diritti uguali ed inalienabili costituisce il fondamento della libertà, della giustizia e della pace nel mondo. Non può esserci pace se si viola il diritto alla libertà e alla sicurezza delle donne. Il coraggio della giovane studentessa iraniana ci ricorda che la resistenza alla violenza può assumere forme diverse, ma è sempre un atto di affermazione della dignità umana. La sua protesta non è solo contro un sistema repressivo specifico, ma è un messaggio universale sulla necessità di rispettare l'autonomia e la dignità di ogni essere umano. Impegniamoci quindi oggi e ogni giorno a costruire un mondo dove nessuna donna debba temere violenze o soprusi per le proprie scelte, dove la libertà non sia un privilegio ma un diritto inalienabile, dove il rispetto reciproco sia la base di ogni interazione sociale. La lotta contro la violenza sulle donne è una lotta per i diritti umani, per la giustizia, per la dignità e per la pace. È una lotta che riguarda tutti noi, uomini e donne, e che richiede il nostro impegno costante e determinato. Ecco perché oggi noi dobbiamo essere vicini al popolo iraniano e alle donne iraniane, in un impegno costante che non si esaurisce di certo nella giornata odierna. E come abbiamo fatto anche in altri tempi passati, sempre per mettere in evidenza quello che stava succedendo in Iran con una repressione violentissima, in particolare contro le donne, ma contro i giovani in generale. Quindi questo Consiglio regionale, questa Assemblea legislativa, oggi, come lo ha fatto in passato, ma anche nel futuro, sarà a fianco del popolo iraniano perché il popolo iraniano possa vivere in libertà e dignità. Passo la parola al collega Fabiano Barbisan, che da sempre è vicinissimo a questa causa e da sempre promotore di iniziative come questa. Fabiano, prego. Sì, buongiorno a tutti, anche da parte mia un ringraziamento a quelli che hanno accettato, diciamo, l'invito e sono qua presenti, al Presidente che prontamente si è messo a disposizione per questa giornata, per questo evento, per questo ricordo. Oggi vogliamo ricordare e onorare le vittime della violenza sulle donne, un fenomeno tragico che continua a colpire troppe persone ogni giorno in tutto il mondo, una ogni 72 ore. Ogni nome che leggiamo in questa lista rappresenta una vita spezzata in modo violento e ingiustificato. Parliamo di donne come Saman Abbas, 18 anni, René Amato, 19 anni, uccisa a colpi di pistola dal fidanzato, Michele Caruso, 17 anni, Giulia Cecchettin, 22 anni, Melina Marino, 48 anni, uccisa da un ergastolano in regime di semilibertà, Pamela Mastropietro, e ricordiamo come è andata a finire, Daniela Nezza, Esther Palmieri, Sara Ruschi, Hina Salem, uccisa dal padre cittadino del Pakistan, anche qua, Martina Sceldone, Iris Setti, Giulia Tramontano, 27 anni, uccisa dal compagno incinta, Sharon Verzeni, Giada Zanola, 34 anni, uccisa dal compagno e gettata giù da un cavalcavia. A tutte loro, a tutte le vittime di violenza sono alcune
di violenza va il nostro pensiero e la nostra preghiera. La battaglia contro la violenza sulle donne deve unire ogni individuo senza bandiere e ipocrisie. Quindi sono particolarmente grato al Presidente Ciambetti per aver sostenuto questo incontro e per l'impegno. Questo evento, che si svolge il 25 novembre, giornata simbolica contro la violenza di genere, è un'occasione per riflettere su una piaga che purtroppo rimane sempre attuale. Voglio ringraziare Nasrin Biaran dell'Unione per la Democrazia in Iran e Jalal Sarai dell'Associazione, qua la pronuncia, perdonatemi, dell'Associazione Democratica degli Iraniani per la loro presenza e per avermi coinvolto, permettendomi di dare il mio contributo alla lotta per i diritti delle donne, soprattutto in Iran. In Iran le donne affrontano una battaglia quotidiana per la libertà, per difendere i loro diritti e per resistere al regime oppressivo. Il recente gesto di protesta di Abu Darai, che ha scosso l'opinione pubblica internazionale, è un potente simbolo della resistenza delle donne iraniane. È fondamentale che oggi, da questo luogo che rappresenta la democrazia, lanciamo un grido collettivo di condanna contro l'intolleranza, l'ingiustizia e la brutalità che troppo spesso circondano la violenza contro le donne. Questa iniziativa non solo vuole mantenere viva l'azione di Abu Darai, ma ribadisce l'imperativo di continuare a sostenere la causa delle donne iraniane e di denunciare le violazioni dei diritti umani che si verificano quotidianamente. Ogni voce conta, ogni gesto di solidarietà è essenziale per contribuire al cambiamento. Dobbiamo dire alle donne iraniane, ma anche a tutte le donne che subiscono violenza, che non sono sole, affinché non vivano nella paura. La loro lotta per la libertà è la nostra lotta, la lotta di tutti noi. La battaglia per i diritti delle donne è universale, oggi più che mai è necessario, attraverso occasioni come questa, mantenere alta l'attenzione, non abbassare la guardia e lottare insieme per una vita di dignità e rispetto contro ogni tipo di oppressione. Grazie a tutti. Lascio la parola a Nasrin Bianiara. Buongiorno a tutti e grazie anche dell'invito. Grazie a voi che siete qua presenti e mi avete dato l'occasione di portare la voce di chi non ce li ha o non gliela è stata data la voce per gridare la libertà. Per tutti quelli che hanno lottato e per quelli che lottano tuttora oggi in Iran e in tutto il mondo per la libertà. In nome di Donna Vita Libertà comincio. Sono Nasrin Bianiara della Unione per la Democrazia in Iran. Da oltre 45 anni il Medio Oriente è infestata dalla presenza di un regime totalitario teocratico che in nome della Repubblica Islamica, oltre a provocare la guerra e il terrorismo in tutta la zona, tiene in ostaggio un intero popolo di 86 milioni di persone. Le parole come il terrorismo, jihad islamica, guerra santa entrano nella parola d'ordine da partire dalla rivoluzione khomeinista dal febbraio del 1979. Grazie. L'esportazione della rivoluzione in tutti i paesi islamici è diventato il dibattito strategico che occupa il nocciolo della ideologia del regime. L'assalto all'ambasciata americana, se vi ricordate, a Teheran, e la presa in ostaggio di ben 52 americani per oltre 440 giorni
e l'atto colossale di terrorismo di Stato islamico e la più plateale violazione del diritto internazionale. Nell'estate del 1988, nel mio paese, nel totale indifferenza del mondo, avviene la più terribile esecuzione collettiva di migliaia di prigionieri politici. Le stime vanno da 8.000 a 30.000. Siccome sono stati fatti di nascosto tutte queste esecuzioni, la stima certa non ce l'abbiamo. Questo regime non è un semplice regime dittatoriale che si limita ad ottenere obbedienza assoluta dei cittadini, ma mira a conquistare l'anima e a convertirli a una religione di cui essi devono diventare fedeli. Ma vedendo respinto il suo tentativo di convertire il popolo alla propria religione, il regime ha dichiarato la guerra al suo popolo. Guerra e totalitarismo sono due facce della stessa medaglia. È distruttivo e terrificante. È terrificante anche la situazione delle famiglie che vengono distrutte, in cui la mia famiglia è una dei migliaia e migliaia delle famiglie che sono state distrutte dalla Repubblica Islamica. Io parlo già dai primi giorni che loro sono arrivati in Iran. Sono arrivati in Iran dicendo che volevano portare la libertà e lasciare governare il paese dal popolo, che non è stato vero questo. Appena Khomeini è arrivato al potere, nel febbraio del 1979, subito l'obbligo del velo. Infatti c'è stata una grandissima manifestazione nel marzo del 1979, nell'8 marzo, in cui milioni di persone hanno partecipato dicendo no all'obbligo del velo. Milioni di ragazze hanno partecipato, di cui anche la mia famiglia. Mio fratello, le mie sorelle e i miei genitori hanno partecipato perché non accettavano. Però cosa è stata la risposta? Mio fratello è stato riconosciuto non solo perché aveva partecipato alle manifestazioni, perché cercava di liberare anche le ragazzine, piccole ragazzine che non erano abituate a mettere il velo. Pensate, una ragazzina di 7 anni che va a scuola materna deve portare il velo e non è abituata, non ce la fa a gestire tutto questo. Perciò semplicemente scivola, va via. E i pastaran erano là a malmenare queste ragazzine, picchiarle e maltrattare. Mio fratello aiutava queste ragazzine a scappare, a farle scappare. Più volte è stato arrestato dai pastaran. L'hanno visto anche che partecipava alle manifestazioni, è stato riconosciuto e è stato la prima persona, lui, che è stato torturato in pubblico, cioè in piazza viene fatta 70 fruste a lui proprio con la schiena nuda. Prima persona che è stato torturato e dopo lui continua a fare la sua vita, cioè partecipare alle manifestazioni e dire no a tutte queste regole che non andava bene per lui. Viene riconosciuto e una mattina presto alle 5 vanno a casa sua con gli armi pesanti e hanno distrutto la casa. Hanno raso proprio la casa con armi da guerra proprio. Da quella casa non è uscito nessuno vivo. Mio fratello aveva 22 anni. Mia sorella è stata arrestata perché anche lei è oppositore, non andava d'accordo con tutte queste regole. È stata arrestata quando era incinta, 5° mese, portato in prigione e sotto la tortura perde la sua figlia. 7 anni in carcere, di cui più di 4 anni in isolamento totale. Quando vi parlo dell'isolamento totale, non è un isolamento che pensate voi,
come qua in carceri italiane o in Occidente. Sono le cose più terrificanti proprio, i carceri iraniani, come passano loro. Lei ha perso la vista. Da quante fruste prendeva ai suoi piedi, lei ci portava un numero di 37 dei piedi, chiedeva da fuori, dai genitori, di portare le ciabatte di 45. Pensate voi quanti gonfi erano questi piedi. Dopo 7 anni ha avuto un processo breve di 3 minuti, senza avere il diritto di un legale. Il giudice era Raisi, ex presidente della Repubblica Islamica, chiamato anche macellaio di Teheran. In questi 3 minuti hanno chiesto di collaborare con il regime, di andare in giro con loro, in macchina con loro, e identificare altri oppositori. Che mia sorella ha detto tutto sì, però la mia dignità non è in vendita. E hanno detto va bene, da questa porta. È stata impiccata e dopo qualche mese, 2 mesi, hanno chiamato la casa, i genitori, di venire a prendere i suoi vestiti, le cose personali sue. All'epoca mio padre era qua, in Italia, con me. Allora mia mamma si presenta al carcere per prendere la borsa di mia sorella. Hanno detto no, tu donna no, tu non puoi prendere questa cosa, un uomo deve venire. Mia madre ha detto mio figlio l'avete ammazzato, mio marito non c'è, mio suocero è morto, cosa devo fare? Niente, con te non parliamo, vai a portare un uomo. Mia mamma torna e chiede da un zio di accompagnarlo, di andare a prendere. Tuttora non sappiamo dove sono stati seppelliti loro. Mia sorella piccola, ancora un'altra sorella, viene arrestata con una bambina neonata, appena nata, piccolina, che doveva essere allattata, aveva bisogno di tante cose che in carcere non c'è. Mio padre viene arrestato. Perché? Il motivo? Perché aver educato i figli così. 3 mesi mio padre in carcere. Ha avuto 2 infarti, perché loro assimilavano la scena di morte, lo chiamavano alle 3 di mattina, perché di solito quando devono impiccare le persone, prima dell'alba lo fanno. Allora lo chiamavano, dicevano è arrivata la tua ora, vieni. E lo portavano in un'altra sala. E ogni volta mio padre ha fatto un infarto. Questa terribile storia non è solo la mia storia, la storia vi devo dire, di milioni di iraniani che tuttora stanno vivendo questa storia all'epoca e continua fino adesso questa storia di violenza contro tutto il popolo iraniano. Vorrei dire che una cosa è certa: nessuna rivoluzione può chiamarsi tale senza la partecipazione attiva delle donne, cioè liberando se stesse contribuiscono a liberare tutta l'umanità, quindi anche i maschi. In Iran la rivoluzione delle donne non si arresta nonostante la repressione in Iran. In Iran, passate le elezioni, i tribunali tornano a opprimere il dissenso con la sentenza brutale e a pagare il prezzo sono soprattutto le donne, malgrado tutte le promesse false dal nuovo presidente Masoud Pezeshkian. Le esecuzioni di donne in Iran sono in aumento anche perché le rivendicazioni del movimento Donna, Vita, Libertà continuano, ma vengono sempre represse. Le attività per i diritti delle donne in Iran continuano tutt'oggi a subire misure dure e condanne severe. Le donne iraniane continuano a subire discriminazioni di status personale relativo a matrimonio, divorzio, eredità e decisioni relative ai figli
In base al codice civile, infatti, il marito ha diritto di scegliere il luogo in cui vivere e impedire alla donna, cioè moglie, di svolgere determinato lavoro, se le ritiene contrarie ai valori familiari. Una donna sposata non può avere un passaporto o viaggiare all'estero senza il permesso scritto dal marito, che può revocare tale permesso in qualsiasi momento. Cioè adesso sì, una volta donna in aeroporto che deve viaggiare, là dicono no signora, lei non può viaggiare perché suo marito ha annullato questo permesso. Le donne non possono fare giudice in Iran. Ecco, dal momento che Khomeini è arrivato in Iran e tutte le donne giudici sono diventate disoccupate. Non possono fare presidente, non possono andare in moto, non possono andare in bici, non possono cantare, non possono ballare. E la loro testimonianza vale metà. Cosa vuol dire? Che se deve andare in tribunale a testimoniare, 2 donne valgono come un uomo. Cioè se hai bisogno di 2 testimoni, cioè 2 donne devono andare e un uomo. È così che... E poi in tutte le cose le donne valgono metà o non valgono assolutamente niente. La poligamia è stata legalizzata in Iran, cioè un uomo può avere fino a 4 mogli ufficiali e un numero illimitato di mogli temporanei. Si chiama sire, cioè prostituzione legalizzata. Le attività sportive sono state molto limitate per le donne. Sempre per il discorso di coprirsi. Sicuramente l'avete visto voi quante notizie hanno fatto le sportive femmine iraniane che o hanno dovuto chiedere asilo politico perché per una cosa e l'altra il velo scivola, va via nell'attività e così loro sono condannati ai prigioni o non fare più la loro attività. Poi i casi di femminicidi, non ne parliamo, nonostante siano sempre più segnalati sui media e sui social, sono in aumento. L'Iran non ha una legge sulla violenza domestica, non esiste, anzi vengono premiati gli uomini che difendono così il loro onore. Da gennaio 2023 i media iraniani hanno riferito dell'avvelenamento delle ragazze in almeno di 58 scuole in 10 province del paese. L'avete sentito, il regime per rispondere alle attività delle ragazze da elementari, medie, anche liceo, università, tutti quanti, ha risposto così: avvelenamento collettivo. Dopo la uccisione di Mahsa Amini, che sapete molto bene, e Armita Geravand, un'altra studentessa di 17 anni che è morta dopo 28 giorni di coma, perché lei alla stazione di metropolitane viene arrestato perché non aveva messo bene il velo, allora viene aggredito e portata via. Dopo 28 giorni in coma, morta, e loro hanno detto per il calo della pressione è morta. Noi non abbiamo fatto niente, ha avuto un attimo calo di pressione e è morta. E poi il 2 novembre di quest'anno l'avete visto voi e a Hudaryai in biancheria intima nel cortile dell'Università di Teheran, che era seduta tra forze di sicurezza, poi è stata portata via. Ahu è attualmente libera, è stata liberata, però non sappiamo del suo stato di salute, come sta, come è stata trattata, cosa ha fatto, cosa è successo a lei. Però per il regime Ahu è malata di mente,
come calo della pressione per Armità, come per Mahsa Amini, che aveva patologie già dall'infanzia, non è morta perché ha preso i colpi in testa. Perciò non è mai responsabile il regime della morte delle ragazze e uccisione dei manifestanti. Ricordiamo solo nel 2023 sono stati uccisi 853 giovani cittadini per mano del regime. La Repubblica Islamica ha introdotto la parola Mohareb nel codice penale iraniano. Mohareb vuol dire nemico di Dio, cioè se loro dicono che tu sei nemico di Dio per qualsiasi cosa, perché per anche una bestemmia, per che ne so, aver partecipato a manifestazioni, perché a casa tua, nel tuo intimo hai detto qualcosa che è stato portato fuori, sei Mohareb, e Mohareb deve essere eliminato, deve essere ucciso perché è nemico di Dio. Però questo noi abbiamo nel codice penale, è una legge in Iran. Codice penale 280. In quest'anno la pena di morte è stata l'arma principale usata dal regime per punire il dissenso pacifico. Ogni mese centinaia di persone vengono impiccate. Queste esecuzioni implicano gravi violazioni in quanto ai condannati è negato il diritto di avere un giusto ed equo processo e assistenza di un legale da loro scelto. Inoltre le loro confessioni vengono fatte attraverso la tortura. È molto tragica anche la situazione dell'interno dei carceri, luoghi dove la condotta violenta da parte della polizia carceraria è sistematica. Isolamento forzato, torture, aggressioni e abusi sessuali nei carceri. Sono le terribili esperienze di ogni detenuto e specialmente quelli politici, che loro sono costretti a subire. Violenze che non risparmiano nemmeno i detenuti malati, a cui vengono negate le cure mediche. In Iran abbiamo la Repubblica del terrore e della tortura, un regime totalitario religioso in vero senso della parola, che poi venga chiamato il nuovo presidente Pezeshkian riformista, è una descrizione troppo tenera, sinceramente, perché vuol far credere che il nuovo presidente possa avviare una stagione meno oppressiva e ricca di cambiamenti, che non è vero. Purtroppo la brutta notizia è che nulla di più falso. Pezeshkian non è altro che un esecutore della volontà di Khamenei, la guida suprema, o un'altra pedina in mano di Ayatollah. Continuare a definirlo riformista darà credito alla Repubblica Islamica. La prova sta nel fatto che lui sta continuando la scia di Raisi, ex presidente iraniano soprannominato il macellaio di Teheran, che nel 2023, come ho detto, fece eseguire 853 esecuzioni. In Iran ogni giorno cittadini, lavoratori, pensionati, insegnanti, studenti scioperano e scendono in piazza chiedendo condizioni lavorative e condizioni di vita accettabili, non chissà cosa, solo accettabili. Mentre il movimento Donna, Vita, Libertà continua la sua lotta per la liberazione dell'Iran dalla schiavitù ideologica e religiosa promessa dal regime, che senza sosta continua a reprimere chiunque protesti o lo critichi. Le violenze contro le donne si è intensificato quando ad aprile di quest'anno è stato lanciato il progetto Nur, una serie di misure per punire ancora chi viola la legge obbligatoria sull'hijab. Arezou Badri è una donna madre di 31 anni che è rimasta paralizzata dopo un proiettile sparato dalla polizia che l'ha colpito mentre guidava la sua auto senza velo, anche nell'auto
devono essere coperti, perché noi siamo un paese tecnologico. Noi abbiamo comprato le modernissime tecnologie per torturare, per amputare la mano con la misura giusta. La tecnologia dalla Germania viene, che messa la mano col centimetro giusto deve essere tagliato, o dalla macchina quando stai guidando ti riconoscono, allora o multa o sequestro della macchina o addirittura ti sparano. Le minoranze etniche non sono escluse dalla violenza barbarica del regime. Gli artisti e i registi che sono costretti all'esilio per evitare carcerazioni e sentenze di morte o divieti di lavoro o di viaggio. Sicuramente conoscete il regista Mohammad Rasulov, il regista che è fuggito dall'Iran dopo essere condannato ad 8 anni di prigione per il suo ultimo film, Il seme del fico selvatico. Veramente vi consiglio di andare a vedere, è un film fantastico che dimostra una famiglia come reagisce, cioè questa famiglia rappresenta un po' tutto l'Iran, il padre, il potente, il potere del paese che è in mano di Pastaran e Khamenei, la moglie complice e le figlie e il popolo iraniano che combatte. È un film di quasi 2 ore, però veramente rappresenta molto la situazione attuale iraniana. Questa regista qualche mese fa da Festival di Cannes ha inviato un messaggio di resistenza ai suoi colleghi registi dicendo: vogliono scoraggiarci, ma non lasciatevi intimidire, non hanno altra arma se non la paura. Dobbiamo lottare per una vita dignitosa nel nostro paese. Non abbiate paura. Il cantante rap Toomaj Salehi, un cantante che solo per aver cantato è stato arrestato, liberato dopo un po' e di nuovo arrestato. Quello che succede spesso, che loro dopo aver liberato, dopo magari 6 ore, dopo 10 ore, invece è caso di Toomaj Salehi, dopo 10 giorni, dopo aver fatto un'intervista dicendo quello che le è successo in prigione, di nuovo è stato arrestato e ancora in prigione sotto le torture. Finisco usando le parole del premio Nobel Narges Mohammadi. Pieno, dico, Iran è un carcere a cielo aperto, perciò tutti fuori, dentro sono in carcere. Narges Mohammadi dice: i diritti umani non nascono nel vuoto. In Iran i diritti umani sono sotto la pressione multilaterale di potenti e forze oppressive. I governi occidentali non dovrebbero rimandare la democrazia e i diritti umani adottando strategie incentrate sulla continuazione del regime della Repubblica Islamica. Ci si aspetta che la società civile globale fornisca un sostegno più tangibile agli sforzi del popolo iraniano per la transizione democratica e la lotta non violenta per raggiungere la pace, la democrazia e i diritti umani senza ulteriori ritardi. Grazie. Abbiamo assistito a un qualcosa di particolarmente, come si dice, pregnante, importante, a un racconto che sembra un qualcosa che non sia possibile succeda.
e invece ci rendiamo conto che è tuttora attuale, reale e continua ad essere perpetrata questo tipo di attività. Quindi io chiudiamo qua la mattinata. Deve venire? Non avevo solo un nome. Ah, va bene. No. Scusi. Ialal Sarai. Ah, va bene. Diamo la parola volentieri. Scherzo. Si accomodi. Non avevo capito che... Buongiorno a tutti. Mi ero preparato per fare un discorso inerente alla giornata, inerente alla situazione iraniana, ma dopo l'esposizione che ha fatto Nasrin, così esauriente, così vasto, praticamente in un certo senso non mi ha lasciato altri spazi da illustrare. Perciò cerco di essere molto breve anche per non fare stancare voi altri, puntando su alcune cose che a noi ci interessa soprattutto in questo momento. Prima di partire su quell'argomento vorrei ringraziare il Presidente che non è estraneo a questo atto di solidarietà con noi. Vorrei ringraziare Fabio Barbisan che anche in passato è stato sempre presente sulla solidarietà, sul discorso della solidarietà con il popolo iraniano, ma in modo particolare in questo ultimo croce del tempo con Movimento Donna Vita Libertà. Movimento Donna Vita Libertà. Un vecchio saggio diceva che le donne sono il metà del cielo dell'umanità e senza libertà di questa metà del cielo l'umanità non sarà mai libero. E questo penso che in un certo senso anche quell'anima che ha dato come frutto, ha dato questa giornata al mondo intero, all'umanità, di lottare contro questa ingiustizia che nei secoli dei secoli sistemi patriarcali eseguono su questa metà del cielo dell'umanità, sulle donne. In questi ultimi tempi le donne iraniane hanno cercato di invertire questa rotta. Nasrin ha spiegato molto bene che in questi 45-46 anni della Repubblica Islamica in Iran praticamente tutta la società iraniana, non solo le donne, non sono giovani, tutta minoranze etniche, eccetera, eccetera, sono stati soggetti a uno dei più barbari e uno dei più brutali regimi dittatoriali della storia. Cioè è un regime che in un certo senso fa impallidire le pratiche del fascismo e del nazismo nel secolo scorso. E le donne iraniane in questo scorcio di tempo stanno cercando, insieme ad altri, sicuramente non da soli, di creare condizioni di vita migliori per tutti, ma non solo per le donne iraniane. E infatti lo slogan è Donna, Vita e Libertà, non parla dell'Iran, ma parla del mondo, perché le donne nel mondo, che se riescono a liberarsi, riescono a liberare anche le specie maschio, che pensa di essere libera, ma in realtà
è dentro questa ragnatela del sistema sciovinistica, insomma. Detto questo, quello che, per non anche allungare tanto, Nasrin ha spiegato che uno dei sistemi di mantenimento del potere da parte del regime è quello di impiccagioni. La media delle impiccagioni in Iran dall'anno scorso, che erano 6 persone al giorno, la media parliamo al giorno, quest'anno sono saliti a 10 e sono decine e decine di persone in lista per essere impiccati. Tra questi molte attiviste operaie kurde, iraniane in generale, kurde, persiani, come Varishe Mohammadi, cioè se vogliamo fare un elenco veramente è lungo. E contro le esecuzioni capitali c'è un movimento che è partito dalle carceri iraniane, è partito da Narges Mohammadi e i suoi compagni di cella, se vogliamo definirlo, con una lettera tempo fa, questa lotta contro l'esecuzione capitale per mettere al bando questi massacri. È partito da una carcere, ad oggi sono più di 26 carceri femminili in Iran che fanno ogni martedì sciopero della fame, e viene chiamato sciopero della fame dei martedì, contro l'esecuzione capitale, e dove poi ha avuto la solidarietà dei altri reparti dei carceri, cioè i maschi nelle varie carceri dell'Iran. Perché l'esecuzione veramente è un mezzo, al di là di essere l'assassinio dello Stato, al di là di essere un terrorismo organizzato dal potere politico, è un mezzo repressivo, è una cosa disumana. Come raccontava nella sua esperienza, nella sua testimonianza Nasrin, questa esperienza, questa brutalità non uccide una persona, uccide una famiglia, uccide la società. È proprio per questo che in questo momento noi stiamo chiedendo anche a tutti i democratici del mondo di essere a fianco di noi contro queste esecuzioni. Prendiamo questa giornata internazionale contro la violenza sulle donne e trasformiamolo anche, non che lasciamo a parte quello, come diceva nel suo discorso Fabio, se posso darti, che ha elencato le ragazze e le donne italiane soggetti a questa brutale repressione maschile e femminicidio. Queste cose, deve continuare la lotta contro questa ingiustizia alle donne, ma soprattutto in questo momento noi chiediamo di allargarla anche alle esecuzioni capitali che stanno avvenendo in Iran, perché non sono neanche nelle forme giuridiche internazionali, non vengono fatti per motivi di grave, al di là che ogni vita umana tolta è una vita umana. Io non metto nessun limite da questo punto di vista, però qualcheduno può anche, diciamo, giustificare che questo qui ha ucciso 6 persone, allora forse merita una punizione esemplare. Ma come diceva anche Nasrin, in Iran non vai condannato a morte perché hai fatto una cosa brutta, molto brutta, ma semplicemente perché hai bestemmiato. Perché
perché qualcuno ti ha riconosciuto non fedele all'ideologia governante, all'ideologia che domina. Cioè non serve essere ateo per essere contro Dio. In Iran tu, anche se sei cristiano, siccome non sei musulmano, sei soggetto ad essere eliminato. Se non lo fanno adesso, perché hanno bisogno, perché siamo in una società un po' più allargata a livello internazionale, le notizie passano, perciò il regime cerca almeno su quelle cose lì farle di nascosto. Non sono pochi quelli che hanno cambiato la religione dall'Islam al cristianesimo e si trovano in carcere. Più volte anche il Vaticano ha protestato contro questo. Perciò queste persone possono subire anche loro la condanna a morte. Perciò vi chiediamo, in questo caso, in questa sede, chiediamo l'impegno maggiore anche da parte della Regione Veneto che faccia portavoce, che sia il nostro partner contro questa politica disumana. Grazie mille. Sì, quello che non va sottovalutato appunto è che questi racconti vissuti, nel quale ci avete anche informati, siano in qualche modo, come dire, faro, siano in qualche modo evidenziati un po' di più, perché tanta gente non lo sa, non si rende conto. Un fatto di 10 esecuzioni al giorno media non si sa. Quindi io sono qua, siamo a disposizione, vi ringrazio per essere arrivati e buona giornata a tutti.